diversi mesi dalla mareggiata, come sta la società acqua? Quali sono stati i danni, se siete riusciti a quantificarli? Abbiamo avuto danni molto ingenti alla produzione, abbiamo perso più del 60% del prodotto e quindi un danno pari a circa 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 8. E poi danni per 400 mila euro alle strutture, quindi alle gabbie e ai sistemi di ormeggio e agli ancoraggi. I dipendenti hanno risentito di questa crisi, di questo problema? No, perché in realtà il personale è stato subissato, di lavoro, abbiamo avuto da lavorare il doppio, perché in pratica dovevamo portare avanti quello che c'era rimasto e parallelamente ricostruire tutto quello che abbiamo perso. Quindi il personale è rimasto costante, abbiamo 15 unità. Abbiamo lavorato sugli ormeggi, quindi abbiamo in pratica raddoppiato la superficie delle ancore e quindi più che raddoppiato la tenuta, perché abbiamo anche modificato la forma proprio della pala. Questo consente di raddoppiare l'efficienza di tenuta dell'ancora, che è stato uno dei problemi critici perché le ancore si sono mosse durante la mareggiata. Poi siamo intervenuti sulla struttura delle gabbie, incrementando lo spessore dei tubolari e inserendo dei supporti di rinforzo sia sui piedini sia in prossimità degli attacchi degli ormeggi. E in ultimo abbiamo modificato anche il sistema di affondamento, cercando di apportare modifiche nuove in modo da fare possibile nel caso di gabbia immersa e anche nel caso di rottura degli ormeggi la gabbia possa rimanere in posizione e non vada ad essere schiacciata sul fondo. La nostra intenzione, vista la risposta del mercato legata anche proprio alle caratteristiche qualitative del prodotto, è quella di ricercare altri siti dove poter installare impianti analoghi a quello di Lavagna con caratteristiche ambientali analoghe per garantire sempre lo stesso livello di prodotto.